Passaggio importante, io ringrazio naturalmente tutti i consiglieri regionali del mio gruppo. Così Pavanetto sul suo nuovo ruolo in Consiglio regionale come capogruppo di Fratelli d'Italia. A poche ore dal nuovo incarico già i primi nodi da sciogliere, prima fra tutti, a meno di 2 settimane dall'avvio del nuovo anno scolastico, le deleghe lasciate da Elena Donazzan e capire chi sarà il prossimo assessore. È una partita che sta gestendo il coordinatore regionale di concerto naturalmente con il presidente Luca Zaia e il presidente del Consiglio dei Ministri, che in questo caso è il nostro presidente del partito, Giorgia Meloni. E quindi tra loro due, nella rosa di nomi che sarà fatta dal coordinatore regionale, poi sceglieranno quale sarà il profilo migliore per essere il sostituto degno di Elena Donazzan. Quindi l'altro tema del momento, anche spinoso, la questione IRAP. C'è stato un incontro con l'assessore Calzavara, che è l'assessore al bilancio, e con questo incontro tecnico abbiamo visto come funziona, tra virgolette, questa richiesta di manovra e quindi quali sono le spese, e naturalmente da questo momento possiamo fare le nostre valutazioni, che faremo naturalmente nelle prossime settimane. Pavanetto è anche il segretario provinciale di Fratelli d'Italia a Venezia. Per risolvere il nodo dell'incompatibilità tra questo incarico e il nuovo ruolo ha rimesso il mandato di segretario provinciale nelle mani del partito, che deciderà a sua volta se riconfermarlo come presumibile o meno.